Amanti del calcio dilettantistico siciliano, bentrovati con una nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. In diretta da Palermo ogni mercoledì a partire dalle 15:20 e poi siamo anche in replica sul canale 81 di Sesta Rete e anche sul canale 19 di TVM Palermo. Ospite di questa puntata è il direttore sportivo del Bagheria Calcio, Francesco Tantillo. Ciao Francesco, Buonasera, ti devo chiamare Ciccio. Ciccio, come chiamano tutti. Diventa anche una cosa molto più familiare. Ciao Ciccio, ben trovato. Grazie, grazie per l'invito. Perché questa bella avventura del Bagheria sta proseguendo, devo dire, con numeri importanti. State pilotando questo girone A del campionato di promozione con fermezza e decisione. Io credo che le prospettive siano interessanti. O sbaglio, Ciccio? Ma no, diciamo che in questo momento un campionato non stiamo partendo proprio così, siamo inseguiti da due inseguitrici come siamo ancora quasi alla fine del giro d'andata, ci può anche stare. Ecco, ancora è lunga e quindi dobbiamo ancora soffrire e lottare soprattutto, sì, perché come ho detto sempre, vincere non è mai facile, chiaro, perché appunto nessuno non ci regala niente, ecco. È vero. Quindi siamo in una situazione dove in questo momento sì, stiamo facendo bene, abbiamo fatto un filetto di gare, vincendole appunto 9-10 partite, quello che sia. Domenica ci siamo fermati con lo Sport Palermo, va bene, ci può anche stare. Ci può anche stare. L'importante è non perdere, quindi portare sempre anche a quel punto, perché muovere la classifica, esatto, sempre. Un campo difficile, però ti devo dire che sono veramente soddisfatto del nostro inizio, di come si sta comportando appunto la squadra, lo staff tecnico, e poi ti devo dire che sono veramente contento di far parte di questa famiglia Bagheria, Città delle Ville, con due presidenti come Gallina e Marino che veramente stanno mettendo tutto a disposizione, non ci fanno mancare nulla, e soprattutto mi piace questa casa, perché è veramente una società abbastanza strutturata in tutti i minimi particolari. Sottolineiamo anche una cosa importante, la storicità di questo nome Bagheria, sì. che nel mondo del calcio siciliano è sempre stato un punto di riferimento nel campionato, diciamo, di Serie D e non solo. Pertanto trovarsi magari in questo momento di ricostruzione di immagine di Bagheria dopo qualche anno di appannamento, credo che sia anche una bella tua soddisfazione personale, che tra l'altro dobbiamo anche ricordare il tuo passato recente, San Giorgio Piana, il miracolo San Giorgio Piana che è stato pilotato in questo caso da te insieme a Chinnici nel campionato di eccellenza la scorsa stagione. Una grande differenza però, perché parliamo di Piana, circa 4.000 abitanti. Chiaro, è logico. Qua parliamo di un bacino di quasi 70.000 e sono abitanti, numeri importanti. Quindi dove effettivamente questa piazza ti potrebbe regalare anche, come dicevi, dei numeri allucinanti, anche in prospettiva di categorie superiori. E tutto questo lo vuole la società? La società lo vuole, lo vogliamo tutti ovviamente, perché tra l'altro proprio la gente di Bagheria non vede l'ora soprattutto di seguire la nostra squadra, come aprendo questo benedetto stadio, che a breve finalmente essere già fruibile, no? Esatto, e adesso penso che avrete una bellissima struttura in erba sintetica da ultima generazione e la possibilità anche di costruire poi tutto un contorno di settore giovanile che è fondamentale. No, allora ti devo dire che già da quest'anno il Bagheria ha formato il proprio settore giovanile, Città delle Ville, quindi seguito da Rinaudo, il fratello del grande direttore Leandro. Quindi niente, stiamo provando un attimino a basare e mettere proprio queste radici come Dio comanda, per poter fare qualcosa di importante. Sei molto ottimista, ti vedo dal tuo sorriso no, ci credo. Non sarcastico, però simpatico. No, ti dico questo, ci credo. Ci crede. Io ci credo, e quando mi metto in qualcosa dove credo, e soprattutto quando mi metto in qualcosa, cerco di dare il massimo e quindi di cercare di arrivare anche il più in alto possibile. Voglio farti una domanda un po' piccante. Come vanno i rapporti con il 90-011 Bagheria, che è nello stesso girone tra l'altro vostro? No, devo dirti che si lavora con tranquillità entrambe le squadre, quindi ti devo dire che il rapporto è sereno, ognuno tranquillo. Fa un proprio percorso. Sì, di collaborazione, sì, loro hanno il proprio percorso, come dici bene, noi abbiamo il nostro percorso. Tra l'altro c'è anche un'altra squadra che gioca e si allena sempre nello stesso stadio, che sarebbe l'Aspra, quindi siamo
siamo 3 squadre che praticamente ci Vi lottiamo. dividete anche un pochettino E gli siamo orari. nello stesso campionato. Sì, esatto. Va bene, ci sta pure, d'altra parte una struttura così bella come quella di Bagheria, che sta insomma venendo sempre di più alla luce, credo che sia anche un movimento per sensibilizzare i giovani proprio del centro di Bagheria a tornare a giocare a pallone, perché i giovani in questo ultimo periodo pensano ad altro, credo, o sbaglio? Penso ad altro, sì, poi dipende dall'età, attenzione. Questo è anche vero, Dall'età. questo è anche Però vero. ti devo dire che è veramente Bagheria, secondo me, in un futuro, a livello calcistico Sì. parlo, potrebbe offrire veramente tanto. Veramente tanto. Benissimo, sono contento, quindi abbiamo fatto questo preambolo iniziale all'interno della nostra trasmissione parlando proprio di questo Bagheria, e adesso parliamo di Serie D. Prima di Sì. andare in sigletta, la battuta è: questa Serie D ti piace, quella di quest'anno? Quest'anno molto. Eh? A differenza dell'anno scorso, quest'anno molto, sì. Non so per quale motivo, ma forse perché ci sono tante siciliane. E quindi sì, mi Il piace. problema è che se ci sono troppe siciliane si rischia di avere qualche retrocessione più siciliana quest'anno. Lo so, però speriamo che invece le siciliane si salvano tutte e a retrocedere sono le altre È un po' squadre di altre difficile perché regioni. insomma non sono tantissime le squadre che non sono siciliane. Vedremo. Comunque vedremo. hai ragione, è un campionato quest'anno molto anche equilibrato. Più soprattutto nella equilibrato, parte di sì, testa. sì, esatto, sì. Bene, allora a questo punto voltiamo pagina, mettiamo da parte il Bagheria, parleremo comunque della squadra del Bagheria poi nella parte finale della nostra puntata, perché adesso parliamo di Lega Dilettanti, parliamo di Serie D. Domenica si è giocata la 13ª giornata, eccola qui la schermata dei risultati, rinviata Acragas Paterno Calcio, vittoria della Nissa 2-1 contro il Città di Aciriale, vittoria anche del Sambiase 3-0 contro l'Enna Calcio, Ragusa Calcio batte San Cataldese 3-2, pareggio tra Regina 1914 ed FC Pompei, vittoria fuori casa del Siracusa nel big match contro la Scafatese FC, Locri 1909 che vince 3-2 contro il Città di Sant'Agata, Vibonese che vince fuori casa, in casa in questo caso del Licata Calcio, ed infine pareggio tra Nuovi Gea Virtus e Castrum Favara con il risultato di 2-2. Questa partita del Siracusa è stata certamente importante perché in questa maniera il Siracusa adesso è solitario in vetta con 29 punti, 26 punti Scafatese FC e Vibonese Calcio, con 25 punti Regina 1914, con 23 il Sambiase, 19 punti Paterno Calcio, 18 Castrum Favara, 17 Nuovi Gea Virtus, con 16 punti Nis FC e Locri 1909 insieme all'Enna Calcio. 13 punti per Ragusa Calcio, Città di Sant'Agata, FC Pompei e San Cataldese, con 12 il Licata Calcio, 11 punti Città di Aciriale ed infine l'Acragas che chiude la classifica con 7 punti. Guardiamo anche il turno che si disputerà domenica prossima, domenica anche di dicembre. Castrum Favara Scafatese, FC Pompei Città di Sant'Agata, Locri 1909 il Ragusa Calcio, Nis FC Regina 1914, Paterno Calcio Licata Calcio, Sambiase Città di Aciriale, San Cataldese Nuovi Gea Virtus, Siracusa Calcio Acragas ed infine Vibonese Calcio Enna Calcio. Prima di andare a vedere anche un po' di immagini di questa domenica di Serie D, una battuta su questo Acragas che insomma in questo momento si trova certamente in una situazione non positiva, ultimo in classifica, è cambiato ancora una volta l'allenatore, è stato esonerato per la seconda volta Lillo Bonfatto. Dove vuole arrivare a questo punto? Un cambio completamente di rotta con l'arrivo anche del calciomercato, secondo te? Ma adesso si apre appunto il calciomercato, quindi potrebbe cambiare qualcosa. Ho letto appunto della risoluzione col mister Bonfatto, che questa è la seconda perché già era stato esonerato da prima. Io spero per l'Acragas perché comunque è una società dove ho molti amici, quindi speriamo che comunque riesca a rientrare di nuovo nel gruppo e poter provare alla salvezza. Non pensi che sia troppo attardata? Sa, ancora appunto il campionato questo però c'è il girone di ritorno, si apre adesso il mercato, c'è un nuovo mister, quindi diciamo può essere pure che riescono a fare qualcosa. L'entusiasmo potrebbe essere ripreso in mano. Potrebbe portare qualcosa di
positivo, però attenzione, devono stare attenti e devono capire appunto prima possibile quello che ci vuole. È vero. Invece è tutto cambiato a Caltanissetta con l'arrivo di Campanella, a dimostrazione insomma che l'esperienza non è per tutti. Con l'arrivo di Campanella questa Nissa addirittura sbanca a Ciriale, vince 2-1. È cambiato qualcosa, l'arrivo di un allenatore certamente invoglia nuovi entusiasmi, però poi alla fine dobbiamo anche sottolineare che il lavoro di Terranova non era proprio tutto da buttare. No, assolutamente no, perché il mister Terranova è un grande tecnico. Tra l'altro, sì, ok, in eccellenza ha vinto 2 campionati di fila, però Terranova c'è tanto di cappello, Certo. devo dire che è un grande tecnico. Sicuramente arrivando il mister Campanella, sicuramente la Nissa e i ragazzi hanno avuto questa nuova aria Sì. positiva. Magari ecco, cambiare tecnico succede spesso, che magari Quasi la prima, sempre, ecco, soprattutto esatto. la prima Io partita. spero perché anche lì ho diversi amici come, Sì. come il direttore sportivo. Devo dirti che speriamo che anche la Nissa prenda il volo e cerca un pochettino di fare del meglio, anche perché la società se lo merita, una società sana, a quanto capo del presidente investito, Giovannone, no? Giovannone. ha investito tantissimo. Tra l'altro noi quest'estate siamo andati a fare anche un'amichevole, la prima amichevole con loro, siamo usciti addirittura. direttamente da una scuola di Serie D. Devo dire che è veramente una società attrezzata, Organizzatissima. esatto, merita appunto anche palcoscenici veramente più importanti. Vedremo cosa succederà già a partire dalle prossime partite. Per intanto ci guardiamo la vittoria fuori casa proprio della Nissa 2-1 in casa della Ciriale. La Ciriale ospita la Nissa con in palio 3 punti pesantissimi per la classifica delle 2 squadre. Padroni di casa vogliosi di tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona play-out dopo il successo nel recupero contro la Vibonese. Sul fronte opposto, esordio ufficiale in panchina per il neotecnico giallorosso Giovanni Campanella. L'esperto allenatore prende il posto del collega Nicolò Terranova dopo il pareggio a reti bianche deludente maturato al Marco Tomaselli di Caltanissetta contro il Ragusa. Dirige l'incontro il signor Marco Costa della sezione di Busto Arsizio, coadiuvato dagli assistenti Andrea Lufi di Lodi e Riccardo Bonicelli di Bergamo. Cambia qualcosa nel proprio assetto il tecnico Campanella di fronte delle zaine Natale, Gamez, Bruno e Lozza, Rotulo, Agnello e Maltese a comporre la cerniera di centrocampo, tridente con Bollino, Diaz e Semenzin. Passiamo a quanto accaduto allo stadio Acili Galatea Granata, che battono il primo colpo con il mancino dai 20 metri di Sueva che fa solo il solletico ad Elezai. Biancoscudati che passano in vantaggio al nono con Semenzin che sfrutta al meglio un misunderstanding tra Zizzane e Rodio. 0-1 per la compagine allenata ora da Giovanni Campanella. Acesi che provano a rientrare in partita affidandosi per lo più alle soluzioni dalla distanza, troppo poco per sorprendere un portiere esperto come Lezai. Nissa che all'11° dà il secondo gancio al match, Rotulo avvia l'azione, Diaz mette in moto Semenzin che dopo il gol regala l'assist a Rotulo, bravo a freddare Zizzania con un destro perentorio dal cuore dell'area di rigore. Nissa avanti per 2-0 allo stadio Aci e Galatea, anche la firma di Riccardo Rotulo sul match. È una stagione disgraziata quella della Ciriale, il tiro al volo sul legno e Elezei battuto fotografa un po' la sensazione di scoramento generale in casa Granata. Al 18° anche Giuliano a provarci da piazzato e Elezai attento allunga la sfera in corner. Dal calcio d'angolo che ne segue, parabola di Giuliano che carambola sul secondo palo, lì dove l'ex Football Club Messina Domenico Marchetti gira la sfera in rete a Ciriale che rientra in partita. Padroni di casa alla disperata ricerca del pari, dopo 3 minuti al rientro in campo delle formazioni Marchionni ci prova con un diagonale mancino bloccato a terra da Elezai. Ancora Marchionni poco più tardi mette i brividi ai tifosi giunto allo stadio Aci e Galatea dal capoluogo nisseno, destro fin di palo. È una sfida nella sfida quella tra il numero 10 locale dell'Elezai, ancora prodigioso sulla deviazione sul primo palo di Marchionni. Sul proseguo dell'azione Danfa circumnaviga l'area di rigore, cross radente in area dove non trova compagni pronti a deviare sotto rete, difende il risultato con le unghie e con i denti la Nissa fino al triplice fischio del direttore di gara giunto da Busto Arsizio. I 3 punti vanno a Caltanissetta, inizia come meglio non potrebbe la propria avventura sulla panchina biancoscudata mister Giovanni Campanella, continua il periodo molto complicato invece dei Granata. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.
Inizia bene dunque l'avventura di Campanella sulla panchina della Nissa, vittoria fuori casa, vittoria che ha alimentato chiaramente nuovi entusiasmi nel capoluogo nisseno. Parliamo invece adesso dell'Enna, bellissima vittoria anche un po' inaspettata in Coppa contro il Siracusa e poi mi crolli in casa col Sambiase. Spiegami questa cosa, Ciccio, perché neanche io riesco a capirla. Che cosa può essere successo nella mente della squadra? Non tanto nella mente di Pagana, perché Pagana è uno che sa leggere bene le situazioni. Può capitare, può capitare che magari... Vi perdoniamo? Vabbè, quello sicuramente, perché magari può scivolare il piede, però sì, dico, alla fine stiamo parlando di una squadra come Sambiase che sta facendo un bellissimo 21 campionato. punti, se la gioca. C'ha un grande bomber come Gabriele Zerbo, Sì. devo dire che comunque si sta comportando bene, anche domenica ha fatto gol. Niente, è stata fatta una squadra per cercare di stare più in alto possibile, quella del Sambiase. Però ti devo dire una cosa, che comunque l'Enna non si sta comportando male. Sta costruendo un progetto, Esatto. perché c'è adesso questa casa Enna, per esempio, che viene rappresentata e puntualizzata a tutti gli addetti ai lavori come un punto di riferimento anche di un progetto a lungo termine. E infatti sta facendo bene, è in metà classifica, quindi Sì. di conseguenza non è neanche... e poi mi sembra che quest'anno è salita in Serie Sì, D, certo, quindi è salita dico il quest'anno. tempo di programmare, Campanella di l'ha portata organizzare, in Serie D, esatto, no? Campanella l'ha portata in Serie D, quindi di conseguenza penso che comunque sta facendo anche bene. Anche se... Bene. Però è andata male questa partita domenica e pazienza, 3 punti a favore del Sambiase, guardiamoci la partita. Sulle ali dell'entusiasmo e con la grande carica dell'ambiente, l'Enna torna in campo allo stadio Gaeta nella 13ª giornata del girone I di Serie D. Splendida vittoria in infrasettimanale per i gialloverdi che rimonta hanno eliminato alla Coppa Italia di categoria il Siracusa. Per chiudere questo tour de force i padroni di casa ospitano un Sambiase in grande forma, calabresi che occupano il quinto posto in classifica e che vogliono preservare la zona playoff. Diamo allora lettura delle formazioni. Padroni di casa che si schierano con Simeoli, Amenta, Mbaye, Otero, Espasa, Cardore, Moreso, Timmoneri, Bamba, Cicirello, Barile. Risponde il Sambiase con Giuliani, Perri, Colombatti, Strumbo, Frasson, Caporello, Piriz, Cataldi, Umbaca, Ferraro e Zerbo. Partiamo allora con il film del primo tempo. Dopo 13 minuti è l'Enna che ci prova, calcio di punizione dalla destra affidato a Timmoneri, il pallone viene scodellato in mezzo dove arriva il colpo di testa di Cardore alzato in calcio d'angolo da Giuliani. Al 32esimo la risposta della Mezia a sinistra, cross di Umbaca, arriva Zerbo al centro, gran colpo di testa il suo e gol che vale lo 0-1 della Sambiase. Si è sbloccato il risultato allo stadio Generale Gaeta di Enna, si alzano invece troppo gli animi. Al 35esimo un rosso per parte finisce la partita di Cicirello e di Colombatti. Al 44esimo uno spunto a destra di Otero, l'Enna cerca adesso il gol del pareggio, riesce a trovare spazio, salta l'avversario, mette in mezzo Giuliani a branca, impresa, finisce così allora il primo tempo. Enna sotto in casa contro il Sambiase, decide il gol di Zerbo. Mister Pagana prova a cambiare volto ai suoi con 3 cambi tra primo e secondo tempo, dentro infatti Luscia, Calombola e Nardella. Possiamo partire con il film della ripresa. Al 51esimo calcio d'angolo per Cardore, svettata a centro area, spreca l'occasione. Al 65esimo Espasa perde il pallone, Cataldi ringrazia, mette in mezzo per Ferraro che deve solo spingerla dentro, arriva in maniera episodica lo 0-2 della Sambiase che diventa 0-3 quando siamo al 67esimo. Il neoentrato Manu Solomon parte alla propria metà campo, dopo il recupero palla non esce nessuno alla difesa dell'Enna, lui ringrazia col destro dal limite che vale lo 0-3. Il Sambiase chiude di fatto la partita. Al 76esimo Nardella con la forza della disperazione impegna Giuliani che risponde con un miracolo in calcio d'angolo. Finisce così allo stadio Generale Gaeta di Enna, l'Enna fa un tonfo casalingo 0-3 e come sempre alla prossima. Complimenti dunque al Sambiase che espugna Enna e vola altissima in classifica. Passiamo adesso invece al Ragusa che
vince 3-2 contro la San Cataldese, e battere Pidatella fuori casa non è mai facile, pertanto sotto questo punto di vista la San Cataldese ha perso la possibilità di tenere ancora aggrappata la zona salvezza con più tranquillità. Questo è uno scontro diretto, quindi magari per la San Cataldese andava a vincere, visto che il Consigliato doveva sfruttare quello che è il fattore campo, quindi giocando in casa. Sì. Però sai, poi alla fine sono gare, sono episodi, e l'ha avuta meglio Che dimensione ha Ragusa. quest'anno secondo te questo Ragusa? Ma diciamo che in questo Hanno momento rivoluzionato siamo tutto sotto rispetto all'anno scorso. Sì, però in questo momento siamo sotto la classifica, quindi Sì. non è... Io pensavo, inizialmente pensavo che poteva essere magari nei ranghi più alti, invece diciamo che Beh, si sai, trova quando qui, c'è un sta lottando. ridimensionamento di staff, ma soprattutto tecnico, in Serie D, chiaramente poi alla Poi fine fai lo fatica, paghi, fai fatica, sì, è vero, perché ma- magari anche lo stesso pubblico è abituato ad una mentalità quasi vincente d'alta classifica, e l'anno dopo, con le difficoltà legate alla rosa, Sì. i nodi poi vengono a pettine e non hai tanto modo di recuperare, quindi devi fare punti soprattutto negli scontri diretti. Questo è importante, alla fine ci è riuscito a farlo. Alla fine ci è riuscito, quindi complimenti alla squadra della Ragusa. Parliamo adesso della Regina. Come la vedi quest'anno la Regina? Finalmente non è partita ad handicap come la scorsa stagione, e hanno cambiato anche allenatore, è andato Sì, via per Golizzi è andato via, quindi è forse- arrivato Trocini che allenava la squadra già l'anno scorso, quindi un ritorno di Trocini, però è anche vero che con il Pompei ha sofferto un po'. mi sembra che hanno pareggiato. Hanno pareggiato, ho visto, sì. Quindi il Pompei, tra l'altro, forse è il primo anno in Serie D, perché Sì, quest'anno sì. è salito con i playoff. Sì, ha battuto il Castrum Favara, che è insomma storia vecchia. Quindi materialmente, ecco, una squadra, anche il Pompei, una squadra appena per la prima volta, mi Sì. sembra nella sua era in Serie D, e Regina. Parliamo di grande parliamo della squadra. storia del calcio, Esatto. voglio dire. Quindi questo Bisogna essere pareggio, giusti. secondo me, è stato un pareggio trovato veramente per il Pompei, quindi dico la Regina non in questo Pompei momento... che sta cercando di recuperare, adesso è arrivato Esposito da qualche settimana, sta cercando di recuperare le posizioni di tranquillità. Dovrà ancora però secondo me sudare un po', certo. perché insomma si sono persi strada facendo troppi punti, e quindi probabilmente adesso la squadra di Esposito dovrà lottare domenica dopo domenica. Però intanto torna da Reggio Calabria con un pareggio importantissimo. Guardiamo gli highlights, ma sentiamo anche le interviste ai due allenatori. Abbiamo fatto tanti errori tecnici e non abbiamo fatto confusione quando avevamo il pallone. Abbiamo fatto confusione quando avevamo il pallone, non eravamo puliti nell'uscita, ma questo io lo giustifico, perché di fatto non ci siamo mai allenati, perché c'è stata la Coppa Italia in mezzo, però non giustifico ugualmente il risultato, perché questa squadra, così com'è, ha la forza e deve portare a casa una partita del genere, dove si trova avanti 2-0 e dove mancano pochi minuti alla fine. Ci siamo detti tutti che la cosa più importante era avere un approccio forte, fortissimo nella ripresa, e questo è avvenuto in parte, secondo me. Non siamo stati bravi con la palla abbiamo faticato tanto, e quando fatichi dai forza all'avversario, quando non crei perdi un po' di sicurezze, e questo secondo me è quello che è mancato. Proprio quando avevamo palla abbiamo faticato a trovare le giuste distanze, le giuste combinazioni. Dobbiamo lavorare. Oggi per la prima volta abbiamo schierato 3 attaccanti. Da quando sono arrivato abbiamo sempre giocato con un 3-5-2. Oggi, d'accordo con la squadra, ne avevamo parlato in settimana, volevamo avere un atteggiamento di squadra che potesse venire in un campo complicato contro una squadra fortissima, inutile negarlo, sostenuta da un pubblico caloroso, e avere un atteggiamento coraggioso. Mi fa piacere che i ragazzi siano riusciti a interpretare bene la gara nonostante il doppio svantaggio. Abbiamo rischiato e temuto che potesse scivolare via anche con un punteggio pesante, perché se ci fossimo abbattuti moralmente quella sarebbe stata la fine. Invece hanno reagito alla grande, e mi fa piacere che ci venga riconosciuto il merito di questo risultato.
Reggina dunque che pareggia 2-2 contro l'FC Pompei, mentre invece la Vibonese Calcio porta via 3 punti pesantissimi per la sua classifica e purtroppo Licata. contro il Licata che ahimè dopo l'arrivo in panchina di Coppa, 2 sconfitte, 2 partite. Quindi a differenza di mister Campanella, no, in questo caso non è andato per niente bene. Forse è andato via il mister Romano, quindi a quanto pare è arrivato Coppa, però non ha portato bene, due sconfitte su 2 perché partite. Licata, voglio dire, l'anno scorso aveva già dimostrato di avere una bella squadra, hanno mantenuto orientativamente lo stesso organico, sì. E quando ti dice no la stagione, credo, no? Perché sul Romano non possiamo assolutamente non possiamo dire niente, perché negative. ha fatto bene in questi ultimi anni, quindi magari è stato un momento di sfortuna, però ti devo dire che forse può essere pure, attenzione, che sono stati molto... Cioè hanno cambiato allenatore subito. Troppo in fretta? Sì, potevano secondo me dare ancora Quindi un po' di tempo. potrebbe esserci stato qualcosa che magari noi non conosciamo. Può essere, visto e considerato che adesso apre anche il mercato, magari si possono andare a rinforzare un po', però attenzione, il calcio è anche questo. Ah beh, chiaro, ci sta. Vibonese, abbiamo appena visto il gol che vince 1-0, Vibonese che dopo la sconfitta contro il Città di Aciriale, insomma, sembrava... portata in una via di discesa, invece è un'ascesa. Questi 3 punti l'hanno rilanciata anche perché c'è stata la contemporanea sconfitta della Scafatese. Ho visto che comunque la Vibonese c'è una squadra che comunque ha vinto diverse partite anche fuori casa, attenzione, quindi mi sembra che è andata a vincere anche a Favara, quindi ha avuto più continuità anche nel vincere qualche partita fuori. Quindi qualche partita interna deve recuperare questi punti persi, ne deve per forza approfittare. Abbiamo parlato della Scafatese che perde in casa contro il Siracusa. Questo Siracusa che a questo punto, dobbiamo ammetterlo, ma ci fa piacere, probabilmente è la squadra da battere in questo girone. Potrebbe essere l'anno giusto per il Siracusa, anche perché, io l'ho detto sempre, potrebbe essere l'anno giusto perché merita, perché l'anno scorso ha fatto comunque anche un campionato importante. Cioè perdi un campionato con 80 punti contro, ti spari. Esatto, contro una corazzata che a sua volta era il Trapani. Però dico, quest'anno ci sono tutte le carte in regola per fare bene, c'è un campionato sempre difficile, però devo dirti che alla lunga secondo me può venire fuori il Siracusa, come in questo momento già si trova a 3 punti dalla seconda, quindi secondo me potrebbe essere l'anno giusto. Onestamente devo dire, non dico cosa devo dire, forse per questo hanno mollato la Coppa, no? Hanno concentrato la stagione tutto sul campionato. Ci può anche stare questa cosa, no? Sì, certo, perché a differenza dei campionati d'eccellenza o di promozione, che ti dà diritto la anche possibilità di andare in categoria superiore, in Serie D questo non viene permesso. È soltanto un premio e basta. Esatto. Anche su questo, insomma, dovremmo aprire un dibattito anche sul discorso dei playoff che sono praticamente inutili in questo momento, soprattutto in Serie D. Abbiamo parlato della Scafatese che perde in casa contro il Siracusa Calcio, guardiamo gli highlights. Il big match valido per la 13ª giornata del girone I di Serie D 2024-2025. Il Siracusa si schiera con il consueto 4-2-3-1. Turati conferma praticamente la formazione ormai divenuta titolare, con Iovino tra i pali. In difesa sull'out di destra c'è Puzzone con Pistolesi sulla corsia opposta. I centrali, la coppia consolidata formata da Baldan e Sus. A Quadro e Palermo a formare la diga di centrocampo, poi Alma, Candiano e Longo. Alle spalle dell'unica punta il capitano e capocannoniere del campionato Mimmo Maggio. Della terna arbitrale oggi nomi esotici qui a Scafati. Il direttore di gara infatti è il signor David Kovacevic di Arcoriva, assistito da Ivan Melnichuk di Bologna e Leonardo Rossini di Genova. Via, si parte, inizia Scafatese Siracusa, il big match. Ed è il Siracusa a muovere il primo pallone con Acquadro. Vediamo se Alma si inventa qualcosa qui sull'out di destra. Rientra sul mancino Giuliano Alma. Cerca il tiro, ci prova Alma. Il pallone alto sopra la traversa. Neglia andare al centro a rientrare con il destro. Parte adesso il traversone sul portiere, ci mette un pugno Iovino. Fine primo tempo, Siracusa 0, Scafatese 0. Si va all'intervallo. Via, si parte, inizia la ripresa. Non ci sono cambi da parte
né di Fabiano né di Turati, mentre c'è il calcio di punizione con Longo che sembra essere intenzionato a provarci. Parte Longo, il pallone veramente velleitario, poi da lontanissimo era partita benissimo la conclusione di Acquadro. Chiama in causa nuovamente Limonelli, prova ad aprire il destro, poi il tocco è per Alma che con il tacco illumina l'inserimento di Puzzone, il pallone non filtra per pochissimo, in pressione alta il Siracusa che continua, qui perde un attimo l'attimo il Acquadro! Acquadro! Siracusa 1, Scafatese 0, ma che gol ha fatto Alberto Acquadro! Ed è bellissimo questo abbraccio di tutto il Siracusa, che idealmente abbraccia tutta Siracusa, cambia il risultato a quasi 10 minuti dal termine. Scafatese 0, Siracusa 1, la bomba di Alberto Acquadro che regala la gioia immensa al Siracusa e a tutta Siracusa. Limonelli in posizione regolare, può controllare il 24, entra in aria con il sinistro, il pallone passa, il portiere soltanto per un attimo riesce a liberare, non ci è arrivato davvero per pochissimi centimetri Alma, non c'è più tempo, l'arbitro guarda il cronometro, 1, 2, 3, cala il sipario, il Siracusa batte la Scafatese da un calcio alle critiche e allunga in testa alla classifica del girone di Serie D, un grande Siracusa espugna il vitiello di Scafati e vola in testa alla classifica. Il gruppo è forte, il gruppo è fortissimo, la squadra si vuole bene, il Siracusa ha un solo obiettivo e lo si deve raggiungere tutti quanti insieme. Scafatese 0, Siracusa 1, il Siracusa è grande e vola in testa alla classifica. La squadra siracusana che vince a Scafati e allunga in classifica, lo abbiamo detto, dunque a questo punto tutti a rincorrere la squadra siracusana. Esatto. Diciamolo pure, dai. Sì, Fino adesso non ci siamo sbilanciati in queste puntate Ma di penalty. sarà così, ne sono convinto. A questo punto credo che ormai i giochi sembrerebbero chiari. La lepre la fa il Siracusa, Anche se il tutte le Siracusa- altre a inseguire. Esatto, anche se comunque il campo della Scafatese è un campo abbastanza difficile. Cavolo. Quindi molti devono andare là, il Siracusa andrà là di un ritorno, quindi se tengono il passo ci può essere anche questa difficoltà. Però ti devo dire che può essere, e me lo auguro, Sì. che appunto, attenzione, Siracusa o una siciliana riesce ad andare proprio in Lega Pro. Questo me lo auguro. Sarebbe una cosa meravigliosa. È in crisi invece il Città di Sant'Agata. Praticamente cosa succede? Che ritorna a perdere contro una squadra quasi alla stessa, con la stessa classifica, il Locri che vince 3-2. A questo punto Città di Sant'Agata che Siamo sempre lì. dovrebbe trovare un po' più di continuità. Esatto, e soprattutto dovrebbe sfruttare anche quello che è il fattore campo, quindi giocare in casa. Quindi queste partite sono degli scontri diretti, quindi in un certo modo bisogna per forza vincere. Però poi alla fine capita che appunto ci sono quegli episodi che ti mettono in difficoltà e poi alla fine 15 giorni perdi fa la aveva partita. battuto la Nice in casa, quindi Ecco, pesante come esatto. classifica. Però poi dopo incontri il Locri, che è la squadra probabilmente quella più interessata a non retrocedere, e tu perdi in casa. Qua subentra il karma, quindi vado a vincere. Questo sì, probabilmente qualche cosa sì, Esatto. però sappiamo benissimo che la dimensione della Città di Sant'Agata comunque è quella, no? Sì, Anche quella se là. negli ultimi anni ci avevano un po' abituato alla zona alta dei playoff. Però sai, ha fatto sempre quella squadra per divertirci. Quindi diciamo che loro si divertono, fanno un campionato di media classifica, non rischiano mai. Non Questo rischiano sicuramente, mai, quindi sono sempre lì. Vedremo come andrà a finire. Volto pagina, perché voglio chiudere adesso il capitolo dedicato al campionato di Serie D parlando della Nuova IGE invece, che pareggia contro la Castrum Favara, Esatto. che secondo me è una delle squadre più difficili da battere. Sì, ti Perché devo dire- penso che Mister Infantino ingabbia tutti. Allora, sono due squadre che hanno due grandi mister, Di quindi il Gaetano. mister di Gaetano e il mister Infantino, Sì. quindi sicuramente se ne sono dati di santa ragione. Tra l'altro in tutte e due squadre ci sono due ragazzi che ho avuto io in passato, Addirittura? sì, come nel Favara Alex Scalia, Sì. e invece l'anno scorso abbiamo vinto il campionato e in porta la Colpiana, in porta c'era Cristian Belmonte, Ah, che è stato molto interessante come bravissimo, portiere. 2005,
e che a quanto pare è stato il miglior portiere della giornata di domenica, quindi l'ho visto appunto in questa hit parade. Sei anche un talent scout, diciamolo pure. No, li seguo perché comunque sono stati ragazzi che comunque l'ho avuto io e poi mi piace osservare qualche profilo importante professionale, sì, no? sì, Cioè, sì, alcuni bello, ragazzi che possono emergere in categorie superiori fa sempre bellissimo, piacere. sì, certo. È vero. Guardiamoci il servizio, pareggio tra Nuova Igea Virtus e Castrum Favara, 2-2 il risultato finale. Un gol in pieno recupero del neoentrato Currò evita all'Igea Virtus una sconfitta che sarebbe stata immeritata e permette ai giallorossi di Francesco Di Gaetano di allungare a 3 la striscia di risultati utili consecutivi. Derby avvincente quello andato in scena dal Contres Barone di Barcellona con un 2-2 finale che ha divertito il pubblico presente. E sono proprio i locali a provarci con Biondo, il cui destro di prima intenzione trova la decisiva parata di Scuffia. Il Castrum Favara non sta a guardare dopo la straordinaria parata di Belmonte che manda in angolo il gran destro di Lapiana. I gialloblu passano dal successivo corner quando Romero di testa anticipa tutti mettendo in rete il vantaggio per i suoi e facendo gioire i propri tifosi. L'Igea non ci sta e avrebbe subito la chance del pareggio, ma la zuccata di Biondo non c'entra allo specchio della porta. Giallorossi che subito dopo reclamano anche un possibile rigore su pane bianco, il signor Maione dice di no. Insiste la squadra barcellonese che sfiora il pari prima con Trombino che alza di poco sulla traversa il cross di pane bianco e poi con Calafiore la cui botta da dentro l'area finisce a centimetri dal palo. Pareggio che la squadra igeana trova però al minuto 33 quando Trombino approfitta di un'incertezza difensiva degli ospiti e col destro piega le mani di Scuffia, riportando tutto sui binari dell'equilibrio e firmando così la sua terza rete in campionato. Una gioia che però dura poco per i giallorossi, infatti 5 minuti dopo il Castrum Favara rimette la freccia grazie a Palma che raccoglie il cross di Lapiana e al volo col destro indirizza alle spalle di Belmonte il gol che vale il 2-1 per i gialloblu. Nella ripresa l'Igea Virtus si riporta in avanti alla ricerca del nuovo pareggio, ci prova prima Peri che di testa manda alto da corner, poi Trombino che da posizione centrale conclude di poco a fil di palo e infine con Aperi che di testa sfiora il palo alla destra di Scuffia. Gli ospiti tentano invece di chiudere il derby ma la punizione di Vaccaro sfiora di pochissimo il bersaglio, mentre la conclusione di Quattara costringe ancora una volta Belmonte agli straordinari. Nel finale però l'Igea Virtus tenta l'assalto disperato e dopo un rigore non concesso dal fischietto di Ercolano su Aperi, i giallorossi vedono i loro sforzi premiati al minuto 92 quando il neoentrato Currò di testa spedisce alle spalle di Scuffia il cross di Siino, facendo così Igea Virtus 2, Castrum Favara 2 e per Currò si tratta della prima rete in campionato. Il 2-2 finale consegna dunque all'Igea Virtus il punto numero 17 in classifica, giallorossi che si confermano all'8° posto a una sola lunghezza proprio dal Castrum Favara che rimane invece in 7ª posizione. Con questa partita Nuova Igea Virtus e Castrum Favara finita 2-2, abbiamo chiuso lo spazio dedicato al campionato di Serie D, adesso ci fermiamo, tra poco rientreremo in studio e parleremo anche e soprattutto dei 2 gironi del campionato di eccellenza, ma poi nella chiusura della nostra puntata si ritorna a parlare anche di questa bella realtà che è del Bagheria. Abbiamo qui tra l'altro con noi il suo direttore sportivo, quindi ci fermiamo, pubblicità, tra poco di nuovo con Penalty. Auguri e buone feste dalla Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Contro il Locri conosce la seconda sconfitta consecutiva del campionato. I biancoazzurri di Raciti, reduci dal KO esterno Servizi contro di il Sampiase, non compravendita ed riescono a affitto, riscattarsi. Alla supporto fine, per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione, aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734,
prestazione. Info Supera Minguzzi, 095 puntando in 61 vantaggio i suoi, 74 ma è una gioia che dura oppure poco per la squadra 095 calabra. 61 Infatti al 15esimo i locali rimettono tutto in parità Visita il quando sito con le nostre Manfredotti con un proposte potente destro fulmina Donne, riportando la sfida sui binari dell'equilibrio per l'attaccante bianco-azzurro. Il si tratta Natale della da quarta Giada rete in Immobiliare campionato. è famiglia, Il Sant'Agata ci è crede casa. solo tra decisive parate di Domini su Catalano dalla bandierina prima, sulla conclusione da fuori aria di Nunziante poi e sul diagonale di Manfredotti infine negano loro la gioia del vantaggio. Interventi che risultano decisivi e così al minuto 33 il Locri rimette la freccia quando Reis aggancia in aria e col sinistro mette alle spalle di Minguzzi 2-1 per i suoi. Prima dell'intervallo il Sant'Agata si riporta in avanti ma la botta di Nunziante non trova lo specchio della porta. Bersaglio che nella ripresa centra invece il Locri quando al minuto 3 ancora Reis fulmina Minguzzi da pochi passi firmando così la sua doppietta personale e il gol che vale il 3-1 per i calabresi. Ma il Sant'Agata reagisce ancora una volta trovando il gol del 2-3 con Pussetto che di testa mette in rete il corner di Catalano riaprendo di fatto la sfida. Con i biancoazzurri in avanti alla ricerca del pareggio gli ospiti avrebbero poco dopo anche la chance per mettere a segno il poker, ma prima Reis è fermato dal decisivo intervento di Minguzzi e poi Gualtieri tutto solo davanti al portiere spara incredibilmente sul fondo. Così nel finale il Sant'Agata tenta l'assalto disperato e solo due super parate di Domini su Catalano da calcio piazzato e sul destro a colpo sicuro di Manfredotti negano ai biancoazzurri la gioia del pareggio, pari che non arriva nemmeno in pieno recupero quando Brugaletta col destro non c'entra la porta per questioni di centimetri. Il Locri sale in classifica a quota 16 punti e stacca proprio il Sant'Agata che rimane fermo a 13, venendo risucchiato nella bagarre play-out. Dove parliamo solo di Serie D ma anche dei due gironi del campionato di eccellenza, mentre invece domani l'appuntamento con il campionato di promozione di prima categoria è per le ore 22, canale 19 di TVM Palermo. Adesso parliamo di eccellenza, i tanto attesi due gironi del campionato di eccellenza. Partiamo con il girone A. All'11ª giornata, subito il tabellino dei risultati. Athletic Club Palermo batte Parmonval 1-0, Accademia Trapani batte Don Carlo Misilmeri 3-2, Città di San Vito Lo Capo batte Lascari Cefalù 5-1, Folgore Castelvetrano batte Casteldaccia 7-0, San Giorgio Piana Partinica Audaceo 1-1, così come Unitas Sciacca e Marsala 1912. Fuori casa vittoria per il Città di Gela contro l'Oratorio San Cilio e San Giorgio, 1-0 il risultato, così come finita anche 1-0 la partita tra Super Giovane Castelbuono e Castellammare, un Castellammare quindi che vince fuori casa. Guardiamo la classifica dove abbiamo ancora la conferma dell'Athletic Club Palermo al primo posto con 27 punti, 23 Città di Gela, 21 Don Carlo Misilmeri, 20 punti Unitas Sciacca con 17 Castellammare e San Giorgio Piana, 16 punti Partinica Audace, 14 Città di San Vito Lo Capo, 13 punti Accademia Trapani e Marsala 1912 con 11 Folgore Castelvetrano, Parmonval e Super Giovane Castelbuono ed infine 10 punti Casteldaccia, 9 punti Oratorio San Cilio e San Giorgio, chiude la classifica con 5 punti Lascari Cefalù. Partiamo subito da questo Athletic Club Palermo. Vince 1-0 quasi sudando, che cosa può essere successo? Un po' di stanchezza, un po' di amarezza anche di questa eliminazione un po' inaspettata contro la squadra dell'Unitas Sciacca in Coppa Italia? Allora, vabbè, l'importante è vincere. Alla fine l'importante è portare 3 punti a casa. Perché considera che comunque anche la Parmonval poi alla fine si è organizzata, si è attrezzata per poter fare un buon campionato di eccellenza. Sì, è vero. Quindi non è neanche nelle zone basse, nelle zone medie della classifica e alla fine l'unica cosa che mi dispiace soprattutto per l'Atletico, visto e considerato che comunque anche molti amici come sempre, è normale, e non voglio mettere il dito sulla piaga, appunto è l'uscita dalla Coppa Italia dovuta ad un errore inaspettata da parte dei dirigenti. Hanno inserito in panchina un giocatore squalificato, tra l'altro hanno anche perso il controricorso, No, di questo non lo commento perché sicuramente saranno stata una svista, impossibile non pensare di non conoscere così bene il regolamento. Mi dispiace perché ripeto,
conoscendo il mister, conoscendo soprattutto il direttore e qualche altro membro dello staff, sicuramente questa cosa inaspettata avrà fatto molto male. Spiazza un po'. Anche perché Raciti è abituato a vincere la Coppa Italia. Posso immaginare il malumore di Raciti. Mi dispiace perché per questo vero, sì. È vero, è vero. Mentre invece adesso ti faccio vedere la sconfitta della Don Carlo Misilmeri, che sino a qualche settimana fa sembrava veramente quasi in uno stato di forma impressionante, addirittura aveva quasi toccato questo primo posto, poi c'è stato un ridimensionamento, qualche sconfitta di troppo. Probabilmente è questa la dimensione forse per la squadra di Napoli. Io penso che il mister Napoli è forte, questo non lo metto in dubbio assolutamente. Però devo dire che, ok, questo campionato di alta classifica lo stanno facendo alla grande, lo stanno meritando, manca qualcosa, in che cosa? Non a livello di gioco, perché, ripeto, il gioco c'è, alla grande si vede. Numerico, secondo me... È una rosa troppo striminzita. Esatto, ha bisogno di qualche altro giocatore importante da poter mettere appunto nella propria rosa per avere dei cambi importanti, ecco. Soprattutto in eccellenza è fondamentale. In eccellenza non puoi fare comunque una squadra, parlo in generale, sì, attenzione, certo, non certo. sto riferendo al Misilberio, in generale non puoi fare una squadra solamente con 11 e tutto base, il resto quasi di a contorno. Magari qualcuno mette l'under, ecco, cercano secondo me bisogna, per fare una squadra importante e cercare di avere la classifica e mantenere la classifica più alta, anche di cambiare e di vincere il campionato, bisogna avere una rosa più ampia, ma soprattutto fatta di giocatori importanti. È vero, è vero. Per chiudere questo girone una battuta sul Città di Gela, dove tra l'altro brindiamo anche l'arrivo di Aurelio Lobianco, ha avuto un paio di settimane fa qui a penalty. Gela che a questo punto ha uno staff tecnico importantissimo, una rosa notevole. Ho appreso stamattina appunto dai portali su Facebook, attenzione, quindi ho visto che Aurelio è diventato il direttore dell'area tecnica del Gela, tecnica, sì. Quindi è comunque, esperienza. Sì, esperienza che ne porta tanta. Tu considera che comunque era all'Athletic, sì. Quindi anche lui farà direttamente, come si suol dire tra virgolette, una guerra, no? Per cercare nel senso buono della parola. Sì, certo, per cercare di vincere il campionato. Ci divertiamo un attimino a parlare così, però sappiamo il calcio com'è, vero, bello perché ci stuzzichiamo tutti, però alla fine poi siamo sempre è insieme. Giusto che sia così. Ha ingarbugliato a questo punto questa zona alta della classifica l'Aurelio che ti arriva a Gela, no? Esatto, non me l'aspettavo onestamente, però sicuramente si era fatta la sua strada, quindi avrà trovato un accordo. E invece in questo momento sta giocando il recupero tra Marineo e San Giorgio Piana, quella famosa partita che è stata annullata per un errore tecnico. Quindi in questo momento come vedi, se li stanno dando di santa ragione. In eccellenza succede di tutto anche in questo. Bene, a questo punto voltiamo pagina perché parliamo del girone B, dove il big match tra Vittoria e Milazzo è stato decisamente molto molto bello. Girone B del campionato di eccellenza. Anche qui si è giocata all'11ª giornata, subito la schermata dei risultati, Gioiosa che vince a Mister Bianco 2-1, Rosmarino che batte il Real Siracusa Belvedere 4-0, SC Palazzolo che batte Città Diavola 2020 5-2, pareggio tra Vittoria e Milazzo 2-2, Imesi Atletico Catania batte Mazzarone Calcio 3-2, Ionica FC batte Leonzio 1909 1-0, pareggio tra Modica Calcio e Leonfortese ed infine Nebros che vince 3-1 contro il Città di Aci Sant'Antonio. A questo punto pareggio importantissimo del Milazzo che tiene a distanza il Vittoria, Milazzo di Bognani al primo posto con 26 punti, 23 Modica Calcio e Vittoria, 21 Città di Avola ed Imesi Atletico Catania 94 con 18 la Nebros, 17 punti Gioiosa, 15 Leonfortese con 13 Ionica FC, 12 punti SC Palazzolo, Rosmarino Calcio e Città di Aci Sant'Antonio. Chiudono la classifica con 9 punti la Leonzio 1909, 5 per il Città di Mister Bianco con il Real Siracusa Belvedere ed infine Utro con la sua Mazzarone Calcio, ultima in classifica con 4 punti. Allora facciamo una cosa, ci guardiamo il big match bellissimo tra Vittoria e Modica e poi, anzi fra Vittoria e Milazzo, e poi mi dici la tua
su questo girone che è molto ingarbugliato, Sì. ed è una gara 4/5 secondo me. Guardiamoci gli highlights. Una lotta al vertice sempre più accesa e ricca di colpi di scena. L'11ª giornata del girone B d'eccellenza propone uno scontro diretto fondamentale per la vetta della graduatoria. Il Vittoria ospita il Milazzo allo stadio Gianni Cosimo. I padroni di casa sono stati sconfitti lo scorso weekend a sorpresa dalla Polisportiva Gioiosa, ma sono stati rinfrancati dal pass in semifinale per la Coppa Italia Eccellenza ottenuto in infrasettimanale con la Nebros. Sul fronte opposto il Milazzo vuole proseguire dopo la vittoria praticamente epica per 2-1 contro il Modica allo scadere. La formazione dei locali: Malandrino, Ardes, Pettinato, Sferrazza, Di Giacomo, Fortunato, Privitera, Martignetti, Lonigro, Agudiac, Iezzi. Risponde il Milazzo con Piccioni, Salvo, Dama, Cassaro, Franchina, Gatto, Fodi, Bucolo, La Spada, Diallò e Corso. Partiamo con il film del primo tempo, passano 9 minuti. Bucolo per La Spada, prende la mira, sfonda la porta e un destro letteralmente tremendo, quello del calciatore della Città del Capo. Si sblocca il risultato per lui, per La Spada, il secondo gol consecutivo dopo quello realizzato contro il Modica, ma giusto il tempo di rimettere il pallone in mezzo. Iezzi per Lonigro, ancora da Gudiac, ristabilisce la parità il Toro argentino. Minuto 21, il Vittoria prende confidenza con la zona offensiva. Iezzi dalla sinistra si accentra, in bocca l'estremo difensore Piccioni. 35esimo, il Milazzo bussa alla porta avversaria col tentativo di destro di Bucolo che però termina alto. Minuto 37, apertura di Fortunato per Iezzi, se la porta avanti, se la porta sul destro, lo esplode e trova un gran gol. Esplode anche il Gianni Cosimo, perché questa è una perla firmata Iezzi. 2-1 del Vittoria, e gara che sembra già ribaltata quando siamo alla fine del primo tempo. 2-1 i gol fin qui realizzati da Gudiac e Iezzi da una parte, dalla Spada dall'altra. Partiamo col film della ripresa. Agudiac cerca di incutere timore nell'area di rigore avversaria, il suo destro però si perde alto. Ancora Agudiac al 55esimo, apre a sinistra per Iezzi, prova ad accentrarsi ancora Iezzi, fa tutto bene, la sua serpentina però termina con un tiro deviato. Al 63esimo il Milazzo, gran lancio di Gatto per Diallò, cerca il controllo molto complicato, pallone direttamente sul fondo. Al 71esimo è sempre Gatto a sventagliare per Franchina, l'ex Igea la mette sull'esterno della rete. Minuto 75, Ferré ancora sull'inserimento di Franchina, prova a metterla dentro, non riesce però a dare la giusta forza al pallone. 78esimo, Bucolo per Dama, il traversone dentro, il colpo di testa di Franchina, ancora una volta l'uomo della provvidenza per il Milazzo, così come era accaduto contro il Modica. Questo gol forse viziato da una presunta posizione di fuorigioco, protestano infatti quelli della Vittoria, ma adesso è 2-2. Minuto 84, entra Sanchez per Martignetti all'89esimo, punizione di Lonigro, scucchiaiata per Agudiac, colpo di testa alto. Finisce allora così al Gianni Cosimo il big match del campionato di eccellenza del girone B. Non ha né vinti né vincitori. Vittoria 2, Milazzo 2, come sempre alla prossima. Certo che fa un po' strano sentire i cognomi dei giocatori in questo big match tra Vittoria e Milazzo, a dimostrazione che veramente ormai l'eccellenza, insomma, è andata sempre più a salire per qualità e quantità. E ti devo dire che in questo campionato ancora i giochi sono aperti, anche infatti, se il Milazzo è un po' più avanti, però devo dirti che il Vittoria... Non ci dimentichiamo del Modica, tra l'altro. Modica, ma soprattutto dico Vittoria perché ci sono dei ragazzi che conosco e che hanno vinto anche in passato e che hanno giocato insieme, come Pettinato, Privitera, Iezzi, Agudiac, che comunque prima hanno vinto il campionato col Canicattì, quindi diciamo che sono dei giocatori che conoscono la categoria. Il Vittoria ha fatto veramente una squadra importante, anche se il Milazzo ti devo dire che sta andando alla grande, perché ci sono anche giocatori importanti anche con un grande mister, Bognanni. E il Modica, secondo me hanno anche questo Franchina che ogni anno fa sempre gol da difensore. A differenza del girone A, questo è un girone con 4 squadre che diranno la propria. Attenzione, perché c'è entrato anche da qualche settimana l'Avola, ma soprattutto l'Imesi Atletico Catania, che sembrerebbe molto predisposto a dare filo da torcere a tutte le altre. Sicuramente, è un campionato più difficile questo. Stiamo guardando le immagini del Modica, pareggio 0-0 contro la Leonfortese, tra l'altro con l'arrivo anche del
nuovo allenatore Luvito. Attenzione, perché questo Modica forse sulla distanza potrebbe veramente ancora impensierire, ma sicuramente dirà la zona sua. alta della classifica. Sono 4 vero? squadre che per me e che infino e che inserisco anche in queste 4 squadre anche il Modica. Invece quello che un pochettino mi sta un po' deludendo è il Mazzarone. Non mi aspettavo, perché comunque è una squadra importante fatta per poter fare allenatore un campionato preparato, Cioè, lo conosco, era a Misilmeri, ha raggiunto i playoff, quindi palermitano Utro, sì, ha creato il miracolo Marina di Ragusa. però già Utro, attenzione, era arrivato in un momento debole della squadra, quindi magari sta avendo difficoltà e con ansia sicuramente sta aspettando questo primo dicembre. Arriva dicembre, quindi qualche cosa cambierà, sicuramente il Mazzarone cambierà. Bene, allora siamo nella parte finale, ritorniamo a parlare di questo miracolo Bagheria. Dico miracolo non tanto perché insomma è in questo momento al primo posto, ma perché sta costruendo, da quello che tu mi hai detto, un progetto che non deve durare solo la prossima stagione, ma che deve durare nel tempo, cioè il ritorno prima possibile in categorie importanti per una realtà e per una società storica del calcio siciliano. Esatto, sì, e questo è quello dove la società sta lavorando, cercare di portare il Bagheria prima possibile in categorie che lo appartengono, perché Bagheria, come dicevo poc'anzi, ha un bacino abbastanza grande. Notevole. Esatto, quindi negli anni passati Bagheria ha sfiorato anche la C2 ai tempi, quindi ti posso dire che effettivamente la società è presente per poter fare questo grande salto. Attenzione, io non parlo, dicevi, di miracolo, ancora non è stato fatto nessun miracolo. Quindi, ho allargato il progetto. Il miracolo relativamente, perché comunque la fortuna, io dico sempre, aiuta gli audaci. Chiaro. Noi siamo una società, un gruppo di ragazzi dove si allena costantemente, quindi diciamo che è stato fatto un programma appunto avendo dei ragazzi che non lavorano, quindi che si dedicano soprattutto agli allenamenti e alla squadra. Un mister volenteroso. Un mister importante, un mister che sa far giocare a calcio, quindi un mister moderno, come lo definisco, e ti devo dire che mi sta dando delle grandi soddisfazioni, mi piace, però ripeto, non c'è nessun miracolo, bisogna secondo me ancora ad oggi, come dico sempre, lavorare sodo, crederci soprattutto, avere rispetto di tutti. Ci piace la tua umiltà. Sì, no, ma te lo devo dire con molta onestà, ci piace la tua umiltà, perché sei cosciente che un campionato non si vince soltanto con i numeri, ma si vince anche con un progetto, con una società, con dei giocatori che si impegnano soprattutto negli allenamenti e in promozione non è sempre così, no? Perché molti sono anche ragazzi che lavorano, quindi hanno una parte soltanto da dedicare allo specialmente sport. Come sta succedendo in questi ultimi anni, la promozione è diventata una sorta di mini eccellenza, cioè è vero. Ci sono squadre attrezzate come nel nostro girone, ho visto anche l'anno scorso quando vincendo col Piana, squadre attrezzate, ma anche gli altri gironi, anche il girone C che seguo tanto perché ho tanti amici, Nicosia, Giarre, Camarat, poi c'è lo stesso San Giovanni Gemini, Niscemi che ha investito tantissimo, Niscemi che comunque domenica ha fatto la prima sconfitta in casa contro la Cicatena. Devo dirti che comunque sono un campionato veramente difficile. Bene. Ultima battuta: dove vuole arrivare il progetto del Bagheria con Francesco Tantillo? Allora, intanto spero di vincere questo campionato, perché non sarebbe il secondo di seguito, questo lo dico sarebbe bello, quindi vincerlo, questo ci tengo, lo sappiamo, è normale nasconderci, e poi non so, posso dirti, ti ripeto, che il progetto Bagheria è importante e spero che loro puntano anche su di me per un futuro. Questo sì. Allora incrociamo le dita, in bocca al lupo per tutto e speriamo di vederci presto, magari per festeggiare questa vittoria della squadra bagherini. Lo spero tanto. Grazie. Bene, allora chiudiamo qui la nostra puntata odierna di Penalty. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che ci rivedremo domani a partire dalle 22 sul canale 19 di TVM Palermo e
domani parleremo proprio del campionato di promozioni, 4 gironi, ma parleremo anche del campionato di prima categoria. Per parlare di Serie D e di eccellenza vi aspetto chiaramente mercoledì prossimo puntuali alle 15:20 sul canale 15 di 7 Gold. Arrivederci a tutti.